Ci troviamo nel Museo della Montagna Sarda ad Arezzo e siamo qui per presentare la mostra dell'Associazione Impronte di Storia Historical Traces. Questa è la parte dedicata alla fucina per la fusione del bronzo. Orientativamente siamo tra la fine dell'età del bronzo e gli inizi dell'età del ferro. I diversi pezzi qua presenti sono tutto il necessario per poter fondere il metallo in questo periodo cronologico. Abbiamo i due mantici di lato che funzionano in maniera alternata, quindi quando uno si gonfia per soffiare l'aria, l'altro si sta scaricando e l'opposto, in modo che il flusso dell'aria sia continuo. I due mantici, che hanno delle valvole apposite per potersi gonfiare senza farlo manualmente, delle semplici valvole in pelle, sono connessi tramite questa Y di cuoio, che può essere in alternativa anche fatta di legno cavo. Sono connessi a questa forma ceramica a L chiamato tuyere. Il tuyere può essere di diverse forme, direttamente con questa, che è derivata dalle forme osservate ad esempio presso le culture terramaricole del nord Italia, oppure già con nello stesso oggetto i due canali AY che provengono dai due diversi mantici. Per quanto riguarda la Sardegna, gli unici tuyere conosciuti sono due tuyere rinvenuti nelle sepolture della fine dell'età del rame, inizi bronzo antico del Nord Sardegna, la necropoli di Angelurruiu di Alghero, e hanno una forma molto semplice. Sono dei semplici coni, cavi, con la parte più stretta che era rivolta verso il fuoco e quella più larga che andava a inserirsi in probabilmente un oggetto di legno cavo che veniva poi collegato al mantice. Ovviamente il fatto che i due tubi siano riuniti in un unico ugello, come in questo caso, implica che esista prima un qualcosa che li connetta. In quest'altro caso i due tuyere erano collegati ognuno ad un mantice diverso ed operavano in sincronia. In seguito l'aria convogliata viene direttamente pompata sopra il metallo, quindi a differenza delle moderne tecniche di fonderia dove l'aria proviene da sotto o comunque di lato per scaldare il carbone e quindi scaldare il crogiuolo, qua l'aria proviene direttamente da sopra e va a scaldare il cumulo di carbone posto al di sopra invece che al di sotto del crogiuolo. Dentro il crogiuolo è contenuta la materia che deve fondersi, quindi il metallo, che non è più un metallo grezzo, ma è stato già raffinato e prodotto in forma di pannelle o comunque lingotti, poi da spezzare e da porre con le giuste proporzioni per ottenere ad esempio il bronzo. Il bronzo è formato al 90% circa di rame e al 10% circa di stagno e variando queste due proporzioni si ottiene un metallo più duro o più malleabile. In seguito, quando il crogiuolo è ormai pronto perché il metallo all'interno è fuso e, come si dice in gergo, si specchia, si vede questa superficie metallica riflettente, è il momento della colata. Allora si impugna il crogiuolo attraverso il sistema fatto per poter essere pinzato, ad esempio con delle semplici pinze di legno, solitamente bagnate prima per evitare che prendano fuoco. Come in questo caso ad esempio, pinza il crogiuolo e si opera a fare la fusione. In questo modo si cola il metallo sullo stampo. Ad esempio poniamo il caso di uno stampo bivalve, come per quanto riguarda ad esempio questa forma per produrre punti di freccia. In uno stampo bivalve l'altra metà va a chiudere la forma, dall'alto viene colato il metallo liquido, viene tutto legato, ovviamente prima lo si scalda vicino al fuoco, in seguito dopo la colata si riapre la forma, che può essere fatta in ceramica, può essere fatta in pietra, in diversi modi, con diversi materiali, e si ottiene l'oggetto, che ovviamente non è ancora finito. Presenta delle bave di fusione, presenta ancora il cono di colata, qualcosa insomma di simile, e va ulteriormente rifinito per poter prendere la forma
definitiva che si stava cercando, come in questo caso un'ascia. Non si producevano soltanto oggetti monofacciali o bifacciali, quindi con una sola faccia nel caso degli stampi monovalva o bifacciali nel caso degli stampi bivalve, ma si ottenevano anche oggetti più particolari con una tecnica diversa, con la tecnica della cera persa. I così noti bronzetti nuragici, ad esempio, sono realizzati proprio con questa tecnica. La tecnica prevede che si faccia una statuina di cera, la statuina viene modellata con le fattezze che si vogliono ottenere alla fine, si capovolge, quindi qua verrà effettuata la colata, come in questo caso, dove si usano proprio i piedi della statua come imbuto di entrata del metallo. Il metallo va sino alla testa e poi risale, grazie anche ai diversi canaletti che connettono le diverse parti. Poi alla fine si otterrà un oggetto che contiene anche le stesse canalette, le stesse parti, che andranno poi tagliate via, ad esempio con una pietra affilata o con un cesello. Facciamo il caso di un cesello di bronzo ancora più duro, e si ottiene così la statuetta finita, che va poi lucidata ed è praticamente pronta a essere esposta nei santuari delle acque come i pozzi sacri, le fonti sacre e i megara. Questo è un altro esempio di statuina che si può ottenere col metodo della cera persa, sempre realizzata con la solita metodologia. E come questa ci sono diversi altri esempi, e questa invece è la versione in metallo ossidato. Quando si pensa al bronzo si pensa immediatamente a questo tipo di colore, che invece è dato dall'ossidazione del metallo di rame che lo compone al circa 90%. Il metallo, nel momento in cui viene prodotto, quindi è colato relativamente da poco e ancora non si è ossidato, ha questo colore abbastanza lucido, quasi dorato. Questo varia in base alla percentuale di stagno che contiene. Intorno al 10% ottiene un colore più argentato, più si diminuisce questa proporzione si va verso un colore più vicino a quello del rame. Questa parte invece è dedicata all'evoluzione dei mantici in epoca storica. Più ci si allontana dall'età del bronzo e si entra nell'età del ferro, i mantici, da che avevano questa forma quasi cilindrica, o comunque di poco variava se non con quella a sacco, si va più vicini verso quello che è anche una forma conosciuta storicamente, quella del classico mantice a soffietto, già osservabile in alcune iconografie di epoca classica e poi ben documentato in epoca romana o comunque in epoca medievale. Questo poster invece è la spiegazione di quanto osservabile nell'officina dell'età del bronzo, inizio età del ferro. È un poster che è stato presentato al 16° incontro di studi Preistoria e Protostoria in Etruria, Archeologia del fuoco, la vita, la morte, i culti, una presenza costante, e si chiama Miniere e fonderie nella Sardegna dell'età del bronzo, lo sviluppo della ricerca dalle prime indagini all'odierna applicazione dell'archeologia sperimentale. È un poster che abbiamo scritto e presentato, e qua sono spiegati i diversi passaggi e i diversi manufatti che vedete qui esposti nella mostra. Da metodi di fonderia moderni siamo riusciti a decostruire quanto conosciuto modernamente e arrivare sino alla riproduzione degli oggetti, anche sulla base e soprattutto sulla base dei manufatti archeologici originali, per vedere come si potesse effettivamente realizzare una fonderia della fine dell'età del bronzo e inizi dell'età del ferro. Un ultimo dettaglio, la parte dedicata alla ricerca delle fonderie di epoca nuragica conosciute in Sardegna, e queste sono ovviamente legate anche alla presenza delle miniere, di cui qui abbiamo una piccola raccolta di minerali utili al processo di fonderia. Si va dalla pirite, che è un ottimo indicatore per la presenza di minerali che contengono rame, quindi malachite, crisocolla, azzurrite,
O invece, per quanto riguarda la presenza di stagno o di piombo, entrambi utilizzati in epoca nuragica, addirittura il piombo utilizzato alla fine del Neolitico in Sardegna, abbiamo qua la galena, ad esempio proveniente da Silius, e un altro esempio di galena invece proveniente dalle miniere dell'Iglesiente. Un altro esempio per quanto riguarda il minerale di stagno è la cassiterite, conosciuta ad esempio per quanto riguarda la Gran Bretagna, che già in epoca preistorica esportava questo minerale, con un esempio di cassiterite proprio proveniente da questa località, isole britanniche, che è in realtà una regione conosciuta con il nome di Cornovaglia. Un altro esempio è un piccolo frammento di cassiterite proveniente dal Monte Santa Vittoria, localizzato nella municipalità di Villacina.